Buonasera cari amici telespettatori, come vi ho promesso questa sera c'è un dibattito tra me e Renzo Tondo, presidente del Friuli Venezia Giulia, candidato anche alle prossime elezioni regionali che si tengono il 21 aprile del Friuli Venezia Giulia. Buonasera Presidente, grazie per essere venuto qui alla piazza che tra l'altro è, come lei sa, uno dei talk più visti del Nord-Est, anche perché noi diciamo sempre la verità e la diciamo senza peli sulla lingua. Abbiamo realizzato una serie di interviste di attori istituzionali, fra i quali anche il rettore dell'Università degli Studi di Udine, poi siamo andati dagli industriali di Pordenone, siamo andati alla Finest, faremo dei collegamenti telefonici anche con il Veneto, abbiamo intervistato un assessore del Veneto, insomma dobbiamo fare squadra. Io ritengo che questo nord-est sia molto importante. Lei ha dimostrato... Dobbiamo decidere dove mettere questo Friuli Venezia Giulia, no? Dove mettere questo Friuli Venezia Giulia? Io ho avuto modo di vedere anche tutte le cose che ha fatto con le euroregioni, i progetti transfrontalieri, la collaborazione con la Carinzia, con la Slovenia anche in corso e con l'Italia. Quindi è molto importante, diciamo, io comincerei subito, comincerei con proprio il rettore dell'Università degli Studi di Udine che ha delle domande da farle. Se la regia è pronta, comincerei con la professoressa Compagno. Abbiamo vissuto in gioventù questa grande Università del Friuli, questa esigenza di dare al popolo friulano una lingua, una cultura, di dare un'identità, un riscatto morale che oggi è sotto gli occhi di tutti, una regione autonoma che difende la sua specialità e ha bisogno quindi di dire al mondo siamo friulani, siamo diversi, siamo bravi, forse abbiamo una marcia in più, abbiamo costruito un po' tutto il mondo, case, ponti, autostrade, dighe, Rettore. Sì, ci sono indubbiamente dei grandi potenziali e questa università è nata, lo sappiamo tutti, sulla volontà popolare, un riscatto, la volontà di uscire dal terremoto con la testa e non con i piedi. Il popolo friulano ha realizzato tanto, ha realizzato questa grande università che è tra i primi posti a livello nazionale. Dobbiamo ripercorrere e riannodarci su quella strada, che è una strada di grande progettualità, di grandi visioni e di grande investimento nell'innovazione, nella ricerca, nell'alta formazione. Forse questa strada, per un insieme di motivi, anche di tipo congiunturale o strutturale, di un'economia mondiale che si è abbattuta in qualche modo con la sua crisi in modo forte nell'Europa, in Italia, nel nord-est, ha interrotto questo processo. Però noi non dobbiamo fermarci, dobbiamo riprendere la nostra forza, la nostra visione. Oggi il non investimento nella innovazione per il trasferimento tecnologico dall'università al sistema economico, oggi il non investimento nell'università non crea presupposti di sviluppo, non crea presupposti di futuro. E allora riannodiamo a quella grande volontà che il friulano nel post-terremoto ha dimostrato e ha dimostrato nella sua storia. Ovviamente il Friuli non è fuori dal mondo, deve integrarsi alle politiche nazionali, alle politiche europee, però deve avere visioni. Questo forse manca, dalle visioni al coraggio, dal coraggio al progetto, dal progetto una nuova realtà, ma avendo ben al centro una politica per l'innovazione, una vera politica per una nuova industria, per un nuovo saper fare. Rettore, fra poco avrò ospiti in studio sia Deborah Serracchiani che Renzo Tondo, entrambi mi hanno confermato la loro presenza disgiunta. Serve in questo momento parlare a nord-est l'Italia, serve dire forse che la politica deve volare alto, chiunque sia lo schieramento che poi governerà questa regione. Ma spieghiamo perché questa regione è autonoma e perché ha una sua specialità. Ho molto piacere che i candidati, diciamo, presidenti abbiano dei confronti su questi temi. Ma innanzitutto un appello che va naturalmente all'insegna di un'autonomia responsabile, che è quella che deve essere della nostra regione, una specialità che deve ritrovare le proprie basi, i propri fondamentali. Ecco, una delle priorità dal mio punto di vista
e naturalmente una sana politica del lavoro, ma accanto a questo dobbiamo creare un nuovo presupposto di crescita. Il nuovo presupposto di crescita deve passare attraverso l'innovazione, attraverso l'alta formazione, deve passare attraverso quel meccanismo di attrattività di giovani talenti nel nostro territorio. La competizione avviene oggi fra territori. Se il nostro territorio si impoverisce, se nelle nostre università si matricano sempre meno, se non riusciamo a trattenere i grandi talenti, i grandi potenziali che escono da questo sistema universitario regionale, ecco allora ci impoveriamo sempre di più. E gli strumenti per rinascere, per riaffermare un concetto di autonomia speciale e responsabile non ci saranno. Allora, oggi molte analisi si sviluppano sullo status quo, su quello che c'è, ma invece dobbiamo fare un'analisi sulle caratteristiche dei nostri giovani. Noi laureiamo meno del 20% della popolazione in età laureabile, questo è il dato nazionale, confermato a livello di nord-est. Laureiamo meno in materie tecnico-scientifica, meno rispetto al dato nazionale e questo è il dato del nord-est. Il calo demografico è evidente, cioè in sostanza ogni 100 anziani abbiamo 72 giovani in regione. E allora è chiaro, o operiamo un meccanismo di attrattività. L'attrattività si ha, secondo le parole di Florida, secondo le 3T, talento, tecnologia e tolleranza. Il talento, la tecnologia ruotano attorno all'università, al trasferimento tecnologico, ai centri di ricerca. La tolleranza è un meccanismo per includere le nuove forze di immigrazione che stanno entrando nella nostra regione e saranno i nostri nuovi immatricolati già nel 2017. E allora dobbiamo guardare avanti con grande coraggio per avere ed esercitare da oggi dei meccanismi di attrazione. L'investimento in ricerca, in alta formazione, nel sistema universitario non può mancare. Non può mancare perché ci indeboliamo e creiamo i presupposti per un declino e non per una rinascita. Lei è anche un economista, professoressa, adesso torno alla cattedra. In questo momento abbiamo bisogno di una nuova politica, di una nuova forse economia. Vediamo che la vecchia è fallita, ci vuole più forse welfare, ci vuole più cambiare stili di vita, vivere in maniera più semplice, forse avere meno consumismo, vivere in una maniera come vivevano i nonni. Qualche ricetta per il futuro deve cambiare, perché noi abbiamo alcuni paesi che sono in crescita, ma il nostro purtroppo è in depressione quasi, in recessione. Cosa consiglierebbe di fare? È difficile avere ricette in una situazione così complessa o ricette uniche. È vero, molti paesi sono in crescita, il nostro non è da oggi, ma è circa 15 anni che ha tassi di crescita pari a zero, come in questi ultimi tempi negativi. Sul fenomeno di tassi di crescita ovviamente il discorso è complesso dal punto di vista economico, gli standard di domanda che si abbassano, le dinamiche interne della domanda di consumi che si abbassa, il calo, e questo è un dato importante e negativo per la nostra regione, per la prima volta segna da quest'anno un dato negativo per quanto riguarda le esportazioni. Ma chi funziona? Quali sono i casi di successo? Quali imprese ce la fanno? Quelle imprese che hanno avuto il coraggio di innovare. Torniamo sempre al discorso dell'apertura all'innovazione, dell'apertura all'internazionalizzazione, dell'apertura e dell'intelligenza nel trovare, cercare nuovi mercati che sono sì potenzialmente competitivi, ma anche che costituiranno la domanda futura. Riguardo agli stili di vita, certamente questa crisi che non è finita nei suoi effetti declinerà nuovi stili di vita ai quali dovremo abituarci, un nuovo approccio a quello che è la vita, una qualità di vita diversa, anche con risorse inferiori, ma soprattutto risorse ben allocate per dare una speranza ai nostri giovani. Renzo Tondo. La compagna ha fatto un'analisi chiara di quello che è la situazione complessiva dal punto di vista economico. Lei è anche un economista, è una persona che conosco da tanti anni, lei viene dalla Carnia come me, suo papà è stato sindaco socialista del comune di Rigolato, che è uno dei comuni di Carnia che stanno perdendo progressivamente abitanti, come tutte le vallate
non solo del Friuli Venezia Giulia ma anche di tutte le valli alpine. Penso si che sente anche quest'anima popolare che è Veneto, anche la sua un po', no Presidente? certo, Cioè, certo. Un'anima popolare, Contatto con la gente, la solidarietà, la gente semplice, il mutualismo, insomma. le cose Sì, vere, insomma. si sente. È chiaro che il quadro che delinea è molto delineato rispetto a quelle che sono le possibilità che abbiamo, cioè individuare, e un rettore dell'università non potrebbe fare diversamente, individuare l'innovazione, ed è giusto che sia così, come elemento di crescita. Cioè è evidente che non potremo più essere competitivi sul mercato del lavoro con i cinesi, con i rumeni, con gli indiani, eccetera, ma dobbiamo essere competitivi sulle idee e quindi portare elementi di innovazione. Mi è piaciuta anche la domanda che ha fatto lei sugli stili di vita. Ecco, io credo che una cosa che i cittadini di questa nostra comunità occidentale, non penso solo al Friuli Venezia Giulia o al nord-est o all'Italia, ma penso a tutta l'Europa, debbano in qualche modo interiorizzare, è che quando questa crisi finirà non sarà più nulla come prima. Esatto. E cambieranno anche i metodi e le ragioni dei nostri comportamenti quotidiani. Ecco, rispetto a questo, chi introdurrà da un lato elementi di sobrietà, lei gliel'ha chiesto al compagno, dall'altro anche elementi di novità, trovando probabilmente soddisfazione anche in cose diverse. Penso per esempio al modo di lavorare. Per tanti anni nella nostra comunità il posto in banca era bibliotecario, sì. Era il posto a cui tutti ambivano, il posto sicuro, tranquillo, protetto, eccetera. Io credo che oggi possa dar soddisfazione anche riscoprire mestieri come quelli legati alla terra, all'agricoltura, alla valorizzazione del nostro patrimonio turistico, riscoprire anche mestieri, insomma, che forse sono stati troppo a lungo trascurati. E in più, confermo ciò che diceva la compagno, indirizzare maggiormente le nostre università a individuare percorsi non solo umanistici, troppi laureati in lettere, troppi laureati in scienze politiche, uno è questo che vi parla, troppi probabilmente professori di filosofia, di storia e troppo pochi ingegneri, troppo pochi tecnici, troppo pochi professionisti che abbiano la capacità anche di inserirsi nella progettazione di un nuovo mondo che sta cambiando. Beh, sicuramente ho voluto andare dalla professoressa Compagno perché è come noi, è vicina alla gente, al popolo. A me piace, una volta sono venuto da lei a trovarla, lei non disdegna di cucinare, di servire anche al tavolo del suo ristorante o del suo bar. È un presidente sicuramente molto popolare che dopo la pubblicità vediamo quanti risparmi è riuscito a fare durante la sua gestione. L'ho detto più volte anche alla piazza, a volte lui è stato lungimirante perché ha tagliato prima quando gli altri ancora non tagliavano, poi quando è venuto Monti a tagliare si è visto praticamente 2 volte l'abbassamento dei tagli, quindi mettendo un po', diciamo, troppo bravi. Ecco, i friulani come al solito sono troppo bravi. Pubblicità. Presidente, come ha trovato la Regione quando diciamo, è subentrato a Riccardo Illy, quali sono gli interventi strutturali e le migliorie che ha fatto? Innanzitutto parto dall'interruzione e la ringrazio che lei ha fatto prima della pausa pubblicitaria quando ha fatto riferimento alle mie origini. Sì, è vero, io ancora oggi parto tutte le mattine, almeno qualche volta che dormo a Trieste o a Roma per ovvie ragioni di lavoro, parto dai miei ristoranti e passo a salutare i miei collaboratori. Non riesco più ovviamente a seguire l'attività, però non come prima, però ricordo che mio padre, che è un vecchio saggio, mi dice sempre: ricordati che la politica passa e gli alberghi restano. Io faccio, come sapete, l'albergatore. Questo è molto importante perché mi dà quella libertà interiore che mi consente di non dipendere dalla politica. In più devo dire che è un bagno di realismo quotidiano, cioè confrontarti con la tua azienda, con i problemi dei tuoi collaboratori, con i conti, significa avere la testa nella realtà, che spesso la politica ti porta a qualche modo a trascurare perché entri in dinamiche diverse. Ecco, io parto da qui perché credo che negli anni precedenti a questa ultima legislatura, la mia legislatura, si sia ragionato poco con la testa del buon senso che si deve usare in famiglia e nelle attività economiche. Io ho trovato un debito che era quasi a 1.700 milioni. Ecco, partiamo da là. Io mi ricordo quella trasmissione alla quale non venne Illy, ma venne lei, e partiamo dal debito che ha trovato. Io ho trovato un debito altissimo.
che bloccava in qualche modo l'elasticità del bilancio della finanziaria regionale. È come se uno stipendio di 2.000 euro, 1.000 se ne vanno in mutui, perché la famiglia ha fatto il mutuo per la casa, il mutuo per la macchina, automobile, il mutuo per l'arredamento, il mutuo per l'abbonamento all'internet, eccetera. Troppi mutui avevano ingessato il bilancio regionale, questo aveva limitato di molto la spesa corrente. E ho ritenuto, e questo guardi lo dico con assoluto orgoglio, non voglio incensarmi, però le cose vanno dette, ho ritenuto nel 2008, quando vinsi la campagna elettorale contro Illy, che questo fosse un tema centrale, tant'è che lo feci diventare centrale in campagna elettorale. Molti ritenevano che fosse solo una mossa di comunicazione. Invece poi i fatti ci hanno dato ragione, come potrò dimostrare anche con alcune slide che potremo... Esatto, adesso vediamo le slide. Il debito della Regione Provocatoriamente, Presidente, le faccio dimezzato. una domanda, perché io mi ricordo 5 anni fa, quando venne alla mia rubrica, disse quello slogan che poi le fece vincere le elezioni, ha trovato un ammasso di debiti che poi di fatto ha risanato perché poi ha tagliato i costi, eccetera, poi vedremo nelle slide. Sono numeri, non sono opinioni, quindi la matematica non è un'opinione. Adesso, quale sarebbe lo slide? Quale sarebbe lo slogan per diciamo, presentarsi all'elettorato dirompente come all'epoca fu quello dell'ammasso di debiti? Allora, siccome abbiamo dimezzato questo debito, portandolo da 1,6 milioni a 820, quindi proprio dimezzato, come si può vedere, mentre lo Stato è cresciuto. Lo Stato è passato da 1,8 milioni a 2 miliardi. Vediamo un'altra slide allora. Questa è quella della Regione che sono numeri questi, non sono opinioni. Ecco, questo è il debito questo invece è l'aumento dello dello Stato. Stato. Lo Stato va in aumento di debito, perfino Monti, che dice che ha trovato un disastro di debiti che ha risanato, non è riuscito con tutte le tasse che abbiamo pagato ad aumentare, a far diminuire il debito pubblico. Quindi questo è quello slide dello Stato. Questi due diagrammi, tanto per spiegarlo ai nostri ascoltatori che gentilmente ci seguono, riguardano gli ultimi 5 anni. Quindi il punto di partenza della linea blu basso era il debito nostro, il punto di partenza, ecco, questa è la Regione. Parte da 1.600 e qualcosa e va a 800 erotti. 800 erotti, quindi letteralmente dimezzato in 5 anni. Mentre quello dello Stato è cresciuto, ecco, vedete come è cresciuto. Allora, questi dati non sono controvertibili, sono lì, veri, matematica, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridotto questo debito e questo ci ha consentito di liberare risorse, ne parleremo poi, che abbiamo messo sugli ammortizzatori sociali, ecco. Abbiamo messo sul debito, abbiamo messo sui lavori socialmente utili, abbiamo messo sulle imprese, poi lo diremo, quante imprese del Friuli Venezia Giulia hanno potuto ottenere finanziamenti, ecco, proprio perché riducendo l'indebitamento abbiamo liberato le rate di mutuo. Su questo punto io seguo molto Confartigianato, lo sanno i miei telespettatori, sono sempre stato dalla parte degli artigiani, di chi lavora, degli operai. Ho quest'anima popolare, io stesso ho fatto, come lei dice, lei una volta mi ha servito la pasta asciutta, io ho fatto, l'ho detto ai miei telespettatori più volte, ho fatto anche il muratore, ho fatto il carpentiere durante l'estate, mentre studiavo mi pagavo gli studi nonostante venissi da una famiglia benestante. Il papà aveva i calli, quando mi sono laureato all'Università di Udine il professor Zolli ha detto: signor Gandhi, i calli suoi sono la testimonianza di che figlio ha fatto. Io ho lavorato durante l'estate per pagarmi gli studi e non mi vergogno di dirlo, ho fatto tutti questi mestieri e io dico che bisogna che la regia mi chiami Mario Pozza perché il presidente di Confartigianato Treviso, che è anche un vicepresidente della Camera di Commercio di Treviso, ma poi anche esponente nazionale di Confartigianato, ha delle domande da farle perché dà atto che la regione Friuli Venezia Giulia sul versante del credito ha fatto di più della stessa regione Veneto, cioè lui che è un veneto dice: guardate cari amici telespettatori, stiamo parlando a 3 regioni, mi sta sentendo anche Durvalde di questo momento, caro presidente dell'Alto Adige, ma la regione del Friuli Venezia Giulia lo dice un veneto, presidente Zaia, lo dice un veneto che ha fatto di più
di più, e non è la solita balla che dicono che i friulani hanno più soldi di Veneti perché hanno la specialità, ma ha fatto di più della regione Veneto. Ma su questo lascio la parola perché adesso bisogna che senta anche Mario Pozza appena il collegamento della regia lo permetterà. Infatti il paragone è proprio riferito al debito pubblico della regione e se dobbiamo esemplificare perché i cittadini capiscano con maggior semplicità è esattamente riconducibile all'esempio che stavo facendo prima. Se una famiglia in cui entrano 2.000 euro al mese, 1.000 euro vengono mangiati dal mutuo per la casa, il mutuo per l'arredamento, il mutuo per la macchina, a questo punto questi mutui vengono abbattuti e anziché 1.000 euro il debito si ferma a 600, 700, rimangono 400 euro in più. Presidente Tondo, mi pare che la regia mi fa un segno che abbiamo in onda il Presidente Mario Pozza di Confartigianato Treviso, è vero? Sì, buonasera a tutti voi. Pronto? Pronto, buonasera a tutti voi. C'è qualche problema di collegamento? Abbiamo sul display scritto telefono. Pronto? Pronto, ecco Presidente, se magari viene alzato un po' l'audio dalla regia che la sentiamo anche in studio, ci sente? Sì, vi sento, buonasera a tutti. Ecco, Presidente Buonasera. Pozza, siamo in onda qui con Renzo Tondo, come le sta vedendo nei nostri teleschermi. Volevo dire, ecco, faccia questa domanda al Presidente Tondo sul credito. Sì, allora noi abbiamo la nostra regione Veneto che purtroppo ha tagliato i finanziamenti ai consorzi fidi. Abbiamo i nostri imprenditori che stanno guardando la Carinzia come l'Eldorado. Io dico, perché non andare in Friuli Venezia Giulia, che si parla italiano, è confidente con Treviso, con il Veneto, che c'è una regione dove i consorzi fidi sono finanziati dalla regione, la giustizia civile funziona, perché posso portare un esempio, Tribunale di Treviso 34 magistrati, Tribunale di Udine 31, con la metà della popolazione di Udine rispetto a Treviso, solo per citare due esempi. Quindi, ma lei, Presidente, mi scusi, lei dice che il credito nella regione Friuli Venezia Giulia è maggiormente sostenuto rispetto a quello del Veneto? È maggiormente sostenuto. Perché? Ma perché? Perché c'è una regione che ha una visione molto più larga rispetto ai nostri governanti in Veneto, perché continuano a sostenere le piccole imprese. Noi sappiamo che i consorzi fidi sono quell'elemento di garanzia per le banche per poter erogare il finanziamento richiesto dall'imprenditore, perché coprono dal 50 al 70% del rischio. Da noi non è più così. Ma in cosa sarebbe migliorativo? Ma in cosa sarebbe migliorativo, per esempio, il sostegno alle imprese e al lavoro fatto dalla Giunta Tondo rispetto al Veneto? Perché è più tutelata la piccola impresa, la microimpresa dai provvedimenti che la Giunta Tondo prende rispetto a quelli della Giunta del Veneto. La lascio interloquire. Questi sono dati, non sono chiacchiere. La lascio interloquire, Presidente Pozza, con il Presidente Tondo. Ma intanto la ringrazio per queste affermazioni. Mi auguro che ci siano molti artigiani e molti imprenditori della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia che ci stanno ascoltando, perché come spesso accade, carissimo Presidente, l'erba del vicino molto spesso è più verde ed è anche vero. Nel senso che quando vedi le cose che funzionano non vengono sempre apprezzate per quello che sono. In Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo fatto sforzi fortissimi per mettere risorse non solo sui confidi, noi 3 anni fa abbiamo votato una legge anticrisi che ha messo a disposizione di qualche migliaio di imprese, mi pare 2.500 se ricordo bene, circa 480 milioni di euro per abbattere i problemi di credito in un momento in cui, come lei sa, le banche stentavano a sganciare i denari. Abbiamo fatto queste operazioni, devo dire che sono state riconosciute positivamente dal nostro sistema, soprattutto dalla Confartigianato, ma non solo, ed è stata una boccata di ossigeno importante. Siamo riusciti a farlo anche perché, come dicevo al dottor Gandhi poc'anzi, abbiamo ridotto il debito della regione e questo ha liberato risorse. Quando in una famiglia si abbatte il debito si liberano risorse che possono essere posizionate su altre esigenze. Ora io non so le dinamiche per cui nella regione Veneto non si è riusciti a fare o non si è potuto fare ciò che vogliamo noi, anche per ciò che abbiamo fatto noi, anche perché credo che Luca Zaia culturalmente sia almeno quanto me, o comunque sicuramente quanto me, vicino al tema della piccola e media impresa, che sappiamo essere un asse portante dell'economia del nord-est. Certamente, come lei ricordava, e devo dire che anche nell'incontro che abbiamo avuto a Palazzo Balbi
sul Canal Grande, io, Zaia e Dörfler, che è il presidente della Carinzia, poco più di un mese fa. Certamente il rischio di una emigrazione del nostro sistema imprenditoriale verso la Slovenia e verso la Carinzia c'è, ma non è un rischio dovuto alle inadeguatezze delle regioni, ma è un rischio che deriva dall'eccesso di carico fiscale che abbiamo a Roma. Presidente Pozza, ha ancora delle domande da fare al Presidente Tondo prima di lasciarci? Ma direi che c'è anche un altro dato. Proprio ieri sera mi è arrivato fresco da Roma uno studio per quanto riguarda anche la formazione. L'investimento che la Regione Friuli fa è 3 volte quello che fa il Veneto, 3 volte, capisce? Cosa vuol dire? Che c'è un'attenzione a 360 gradi sulle tematiche della piccola impresa e c'è una sensibilità che non riscontriamo in Veneto. Per questo è nato questo movimento di gente che vuole andarsene. Ma purtroppo qui si parla con dei sordi che non vogliono ascoltare i gridi d'allarme che noi stiamo lanciando da parecchio tempo. E mi auguro che il Presidente Zaia adesso capisca questo, basta che guardi cosa c'è da vicino per aiutare le imprese. Non servono grandi studi, ce l'abbiamo già in casa. Ecco, grazie, questo. Intanto annunciamo, Presidente Pozza, che fra poco ci sarà quella grande iniziativa sul Patreve dove ci vedrà protagonisti, no? Insieme ai sistemi di Venezia e di Padova con Treviso, e quindi seguiremo sempre le nostre battaglie comuni. Presidente, grazie per le sue parole che sono di incoraggiamento anche nei miei confronti per seguire su una strada significativa, perché guardi, come dicevo poc'anzi, anche il sottoscritto viene dalla piccola e media impresa ed è uno che alla fine della settimana o del mese fa i conti con le entrate e con le uscite delle proprie attività, e so benissimo che i piccoli imprenditori, e mi sento ancora uno dei vostri, dei nostri, fa parte di quella spina dorsale che oggi tiene insieme il Paese, perché a differenza della grande industria non ricorriamo ai grandissimi ammortizzatori sociali e rispetto a ciò che sono i temi della comunità spesso mettiamo, e qui parla l'imprenditore Tondo e non il Presidente Tondo, mettiamo in rischio ciò che abbiamo, mettendo la firma in banca, rischiando, facendo impresa e dando lavoro ai dipendenti e ai collaboratori che quotidianamente fanno parte della ricchezza della nostra azienda. Grazie a Mario Pozza, grazie al suo intervento, noi ci sentiamo presto Presidente, buonasera. Grazie, buonasera a tutti voi. Buonasera. Sull'internazionalizzazione delle imprese, e cioè sull'export, sul Made in Italy, abbiamo visto sui giornali e le televisioni nazionali che Renato Pujatti, insieme a Riccardo Monti, che è il presidente dell'Agenzia per l'internazionalizzazione, cioè la vecchia ICE, scusatemi, ha realizzato questa grande iniziativa di mettere Finest insieme, per volontà della Giunta Tondo, di metterla insieme all'Istituto Nazionale. Noi avevamo visto il Presidente Monti che aveva annunciato questa grande iniziativa, il giorno dopo erano a Pordenone e noi eravamo l'unica emittente presente a questa iniziativa che ovviamente testimonia il buon lavoro svolto per il sostegno alle piccole e medie imprese della regione Friuli Venezia Giulia. Via con il servizio Finest 1. Siamo qui con il presidente di Finest, Renato Pujatti. Presidente, la politica del Friuli Venezia Giulia a sostegno delle imprese, del credito e dell'internazionalizzazione delle imprese della Giunta Tondo. Sì, la politica è quella che si attua attraverso Finest, finanziaria delle 3 regioni, ma principalmente della nostra regione Friuli Venezia Giulia, per il servizio alle imprese. Quindi servizio di internazionalizzazione, quindi non si parla più da anni di delocalizzazione, ma si parla semplicemente di supporto alle imprese attraverso questo strumento importante, uno strumento finanziario, ma anche con la nuova Finest uno strumento di supporto consulenziale, in modo che le imprese sappiano che la Regione li supporta nel processo di internazionalizzazione dal primo momento, quando pensano di andare all'estero a vendere un loro prodotto di eccellenza come sono quelli del nostro Friuli, così anche per arrivare
poi ad avere un hub importante nel paese dove loro ritengono di andare a vendere i loro prodotti e vendere anche nei paesi nei dintorni dei paesi dell'hub. Come giudica il lavoro della Giunta Tondo? Perché c'è diciamo, un insieme tra Finest, Friulia e Mediocredito. Possiamo dire che la Regione Friuli-Venezia Giulia offre un pacchetto di sostegno al lavoro e alle imprese. La nostra Regione ha una serie di strumenti molto importanti. Sotto il cappello di Friulia, finanziaria regionale, c'è Finest, c'è Mediocredito e ci sono tutta una serie di altri prodotti di eccellenza a sostegno delle imprese. Sono tutti strumenti, quindi non sono degli ulteriori aziende che si frappongono in maniera troppo burocratica al supporto delle imprese, ma sono semplicemente strumenti da utilizzare dalle imprese stesse. C'è un accordo molto importante qui oggi con Riccardo Monti. Ieri il Premier Monti ha sottolineato, l'abbiamo visto su tutti i TG nazionali, che era una politica dissennata, quella di, in poche parole, distruggere, non voglio dire proprio distruggere, ma insomma razionalizzare l'Istituto Commercio Estero, che è una grande iniziativa per il Made in Italy. In effetti in questo momento il Presidente Riccardo Monti sta portando avanti l'agenzia, la nuova ICE, con criteri di razionalizzazione. In questo si compenetra anche il nostro accordo e questo accordo è proprio razionalizzare le risorse, che non sono molti in Italia ma ci sono molti gli strumenti a disposizione e in questo senso c'è il nostro accordo, questo accordo fra Finest e ICE affinché gli uffici Finest siano anche uffici ICE e viceversa, quindi una razionalizzazione delle risorse per offrire maggiori servizi alle nostre imprese. A questo punto incontriamo Riccardo Monti, che è il Presidente dell'Istituto Commercio Estero italiano e l'Agenzia per l'Internazionalizzazione, la vecchia ICE. Presidente, è importante dare qualche dato perché il Made in Italy oggi è una grande ricchezza nazionale. Sì, finalmente nel 2012 abbiamo superato anche di parecchio i dati di export pre-crisi. In alcune regioni, tra cui la vostra, il nord-est e il Friuli, il dato pre-crisi è stato già raggiunto nel 2011. Il 2012 è stato un anno molto difficile per l'economia italiana, europea, per alcuni dei grandi paesi. Abbiamo visto anche la Germania rallentare, ma come dato aggregato l'Italia per la prima volta dopo ben 10 anni ha un surplus di bilancio commerciale. Questo è un dato molto importante perché ci permette di generare risorse finanziarie importanti per pagare la nostra elevatissima bolletta petrolifera. Siamo con il Presidente degli Industriali di Pordenone, onorevole Michele Agrusti. La politica della Regione Friuli-Venezia Giulia per il sostegno alle imprese, per il credito, vista dagli industriali di Pordenone. Mi sembra che si stiano facendo passi importanti in avanti, soprattutto per quanto riguarda il raccordo di tutte le iniziative del Governo nazionale, della Regione, delle organizzazioni di categoria, degli enti strumentali come la Finest, degli enti strumentali come SACE, come Informest, eccetera. Tutti questi istituti vengono riportati ad una unità operativa capace quindi di evitare da un lato la dispersione delle risorse, che non sono tante, dall'altra rendere certa l'assistenza a chi vuole intraprendere all'estero, di chi vuole internazionalizzare la propria azienda, sapendo che non è solo, c'è un sistema paese che lo accompagna. Ecco, vediamo, Presidente Tondo, che indubbiamente le riconoscono di avere svolto delle azioni importanti per il credito alle aziende, il sostegno al lavoro, e però lascio a lei la parola, gli industriali di Pordenone, Finest, le categorie. Ma intanto focalizziamo il tema. Se noi guardiamo l'andamento dell'economia del nostro paese, e quindi nel nord-est, che è parte trainante del nostro paese, in questi ultimi anni, da cosa è dato? Il PIL, l'occupazione, l'export. Questi sono i tre temi su cui si misura se un'economia cresce o non cresce. In questi anni il PIL è sceso, il tasso di occupazione delle nostre imprese è sceso, l'unica cosa che è salita è l'export, quindi l'esportazione verso gli altri paesi.
ed è salita soprattutto nelle regioni del nord-est. Il presidente dell'ICE, che è l'Istituto Nazionale che si occupa di accompagnare le imprese, riconosce pubblicamente che le aziende del nord-est esportano e quindi creano valore aggiunto. Con questa premessa il discorso è chiaro, si ricollega anche a quanto diceva la rettore Compagno precedentemente. Dov'è che possiamo intervenire per creare ricchezza? Siccome quotidianamente siamo alle prese, io ma anche lei credo, con famiglie che hanno il problema del lavoro, non c'è famiglia che non abbia il problema o di paura di perderlo, esatto, o di non sapere se lo trovano. Io ho tanto a che fare anch'io, Presidente, perché continuano a mandare messaggi, certo, richieste di aiuto. Capi famiglia che hanno paura di perdere il lavoro, capi famiglia che hanno paura che i loro figli non trovino lavoro. Cosa possiamo fare noi rispetto a questo? Sicuramente sostenere il nostro sistema delle imprese. Se noi pensiamo che il futuro dei nostri figli possa essere l'impiego pubblico, abbiamo sbagliato completamente il profilo e l'orizzonte a cui indirizzarci. Come possiamo far crescere le nostre imprese? Certamente non puntando su un manifatturiero di quantità, cioè il triangolo della sedia di Manzano è in crisi perché nei paesi del lontana Asia si producono le sedie con legno che costa meno, con qualità minore. Noi dobbiamo puntare quindi sulla esportazione della nostra qualità, del Made in Italy, della firma, della qualità del nostro prodotto, del fatto che siamo conosciuti in giro per il mondo per la bellezza del nostro design, eccetera. Quindi sostenere le aziende che sono in grado di esportare è strategico. Dare a queste aziende gli strumenti per portare non il lavoro da altre parti, ma per portare il prodotto da altre parti. Ecco, io credo che il lavoro che ha fatto Finest in questi anni, io mi sono trovato parecchie volte anche col presidente Pujatti in Serbia, piuttosto che in Vojvodina, a San Pietroburgo, piuttosto che da altre parti, e ho visto che il lavoro è produttivo. Certamente bisogna seminare molto per raccogliere non sempre. Non tutte le missioni che si fanno producono un immediato ritorno, ecco, però se non semini non raccogli. Se lei fosse riconfermato come Presidente, cosa farebbe per venire incontro alle nostre famiglie, per venire incontro ai capi famiglia, ai lavoratori che perdono il lavoro, diciamo al sistema del welfare, della sanità del Friuli Venezia Giulia? Poi magari sentiamo anche l'assessore Finozzi, se la regia prepara l'intervista, perché è giusto che il Veneto, al quale io sono molto legato peraltro, ma oggi dobbiamo fare squadra in questo nord-est. Sentiamo anche Monti che ha parlato di ormai un gruppo unico di regioni, le nostre 3 regioni, dice, cioè parliamo di nord-est, non possiamo parlare solo del Friuli Venezia Giulia, ma c'è anche Finozzi che ha portato la voce di Luca Zaia, che in questo momento è stato un po' chiamato in causa anche da Mario Pozza per questa politica dei confidi che ha visto incentrato su Veneto Sviluppo sostanzialmente, ma poi siccome Luca Zaia fra poco arriverà da noi come Renzo Tondo, me l'ha già promesso in diretta prima di Natale e ormai siamo imminenti, e anche Deborah Serracchiani perché siamo anche in par condicio. Ma Presidente Tondo, cosa farà lei se fosse rieletto Presidente in materia di welfare, di lavoro e di venire incontro alle famiglie che soffrono? Allora, intanto continuare ciò che abbiamo fatto in questi anni, che banalmente significa prendere le risorse e utilizzarle per 2 profili sostanzialmente. Uno, l'ammortizzatore sociale per chi fuoriesce, per il 50enne, per il 58enne, per chi è a cavallo tra la mancanza di lavoro e la pensione, e dall'altra parte quello di creare le condizioni perché le imprese possano crescere. Non è facile. Se la ricetta ce l'avessi probabilmente mi chiamerebbero alla Presidenza del Consiglio. Fareste anche un accompagnamento con i fondi regionali? Certo, io penso a grandi infrastrutture che potrebbero portare tanta IVA alla Regione Friuli Venezia Giulia. Per esempio, non so, il rigassificatore di Trieste sicuramente porterebbe un'enormità di IVA se fosse accettato alla Regione Friuli Venezia Giulia, perché pochi sanno che questo tipo di strutture, per esempio ad Ancona hanno detto di no al rigassificatore, adesso si pentono perché il Comune in qualche maniera avrebbe avuto risorse da quell'opera. Ecco, ad esempio, poco come domanda, un'opera del genere quante risorse potrebbe portare al Friuli Venezia Giulia in termini di IVA?
Beh, leggevo l'altro giorno che il rigassificatore di Rovigo circa 60 milioni all'anno. Porta di IVA. Risorse importanti che però devono essere compatibili col territorio, perché se mi fai saltare quello che è il sistema complessivo, qualche cosa devo dire. In particolare sul rigassificatore di Trieste c'è una deadline che non può essere superata, ed è questa: il porto è più importante del gas. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini, Presidente, stiamo vedendo alcune immagini. Vediamo ad esempio Capodistria, se ne mi consente, Presidente, non voglio imitare Silvio Berlusconi, ma se mi consente, ho detto vediamo qui Capodistria, dove viene interessata da un altro rigassificatore voluto dalla TGE, che è una società che fa capo a uno sloveno, è una società che vorrebbe posizionare, ecco, rimaniamo un po' su questa slide, vicino a Giaule, perché dall'altra parte di Ancarano, praticamente all'interno del porto, un rigassificatore sloveno, di cui peraltro poco si parla nei media, forse Il Piccolo e altre notizie l'hanno dato, ma in maniera, diciamo, en passant. Ecco, noi della Piazza vogliamo farvi vedere, anche se il governo sloveno sta contrastando insieme ad alcuni ambientalisti questa posizione, il proprietario TGE ha vinto il ricorso al TAR di Lubiana perché possa iniziare un iter per prevedere un potenziale anche rigassificatore, ecco, di Capodistria. E quindi noi abbiamo il porto di Capodistria, il porto di Trieste, avremmo un rigassificatore di Trieste per il quale ancora adesso ci sono delle discussioni in corso, e un potenziale rigassificatore di Capodistria, nonostante i dissidi e i distingui e anche poi le discussioni che potrebbero nascere, e un altro potenziale rigassificatore dell'Endesa offshore. Ma queste strutture, grazie per questa slide, ecco, questa invece è l'espansione del porto di Capodistria, come viene concepita, che contrasterebbe con la presenza del rigassificatore sloveno. È un po' il problema che abbiamo noi a Trieste, perché la Monassi dice io devo potenziare il porto di Trieste e che se avessi il rigassificatore forse avrei qualche disturbo nel potenziare il porto di Trieste. Però noi vediamo che c'è una specularità fra Trieste e Capodistria, fra le opere sia del porto, l'ingrandimento del porto, che l'ingrandimento o l'accettazione dei rigassificatori. Ma i nostri telespettatori non sanno, e voglio che lo faccia lei, Presidente Tondo, dopo la pubblicità, quali sono, una volta risolti i problemi ambientali, perché gli ambientalisti hanno anche delle ragioni, hanno numerose ragioni di porre dei veti laddove serve per migliorare l'impianto o anche non volerlo l'impianto. Ma allora di quale impianto non vogliamo o non vogliamo? Non vogliamo quello della TGE slovena, o non vogliamo quello della Gas Natural, o non vogliamo quella dell'Endesa, o li vogliamo tutti e tre? Dopo la pubblicità le chiedo, Presidente Tondo, quali sono i benefici in termini economici se venisse accettato un rigassificatore. Certo, gli sloveni avrebbero bisogno dell'IVA del rigassificatore e i comuni in questo momento avrebbero bisogno di sostanze fresche che vengono a permettere anche opere di welfare e azioni di welfare per l'accompagnamento a chi perde il lavoro, ad esempio alla pensione. Dopo la pubblicità voglio sentire la sua opinione, voglio sentire quanto guadagnerebbe la regione Friuli Venezia Giulia se passasse un'opera del genere. Pubblicità. Presidente Tondo, sicuramente ci sono degli aspetti che vedono e hanno ragione gli ambientalisti triestini a proporre e a porre dei problemi, ma lascio a lei la parola, ecco, i benefici potenziali. No, allora, una premessa, anzi prima un ringraziamento a lei perché rappresenta un problema che è pochissimo conosciuto, cioè il fatto che mentre legittimamente nella comunità del capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia si ragiona anche in termini molto impegnati, molto duri su questa eventualità del rigassificatore, dall'altra parte, che non significa centinaia di chilometri, significa qualche chilometro,
un imprenditore privato sta comunque immaginando con tutte le di fare la stessa operazione. Con tutte le difficoltà anche lui, con l'avversità del governo sloveno. Su questo si parla poco, francamente le notizie che abbiamo sul versante del governo sloveno sono tali che il governo oggi è in crisi, quindi ha ben altre cose di cui occuparsi e quindi non so. Però fa bene la Tele della Piazza a porre questo problema, come dire state attenti che magari mentre voi discutete lì qualcuno ve lo piazza di là, no? Ecco. Per quanto riguarda il rigassificatore di Trieste, innanzitutto ci tengo a dire, perché forse i cittadini non sono stati sufficientemente informati su questo, che il rigassificatore di Trieste non è un'invenzione di Renzo Tondo. L'eventuale rigassificatore di Trieste è una scelta fatta dalla giunta di Riccardo Illy, in cui, guarda caso, il sindaco Cosolini, oggi sindaco di Trieste, era assessore. Io non ho fatto nessuna delibera rispetto a questo, ho preso atto di un percorso. L'ha voluta la giunta Presidente. Sì. A un certo punto del percorso fotografo la situazione e la situazione mi dice questo, che il sindaco di Trieste, che non è più assessore di Illy, ma è diventato sindaco, ha cambiato idea. Che la provincia di Trieste, che non è un ente a cui non si possa chiedere un parere, ha cambiato idea. Che l'autorità portuale mi dice, guarda Presidente, o comunque guarda Comunità Triestina, che se facciamo il rigassificatore mettiamo a rischio il futuro del porto di Trieste. Che il Ministro dell'Ambiente, che è stato anche direttore dell'Ambiente, dice bisogna riaprire l'istruttoria. Che il Ministro dello Sviluppo Economico non parla più rispetto a questo, io prendo atto che la situazione è profondamente cambiata. E quindi è chiaro che dovremmo dare un approfondimento. È cambiata, però guardi che il ministro Clini, che fu ospite mio quando era direttore dell'ambiente, che stimo peraltro perché è una bravissima persona, è una persona concreta, è quasi più un tecnico che un politico. Beh, era direttore del Ministero. Era del Ministero, in quella veste lui venne da me anni fa. È una brava persona e guarda agli interessi dell'Italia, guarda agli interessi nazionali. Certamente bisogna risolvere i problemi che hanno posto gli ambientalisti. No, ma certo, questo problema... Però volevo chiederle le risorse che potrebbe portare un'opera del genere. Quando si parla di questo non c'è mai una quantificazione immediata, perché ci sono due ordini di problemi. Uno che riguarda le casse pubbliche, specialmente nella nostra regione, dove la regione compartecipa delle entrate dell'IVA, quindi in base alla quantità di mercato che si pone all'interno della dinamica di acquisto e vendita, tratteniamo una parte di IVA. L'altra è lo sviluppo che si verrebbe a creare rispetto a questo. Bisogna fare una deadline rispetto a questo. Certamente però il tema principale per me in questo momento è il futuro del porto, che non è solamente il futuro del porto della città di Trieste, ma il futuro del porto della regione Friuli-Venezia Giulia, che è la portualità dell'Alto Adriatico e che è il grande asset di comunicazione. Quindi lei direbbe, Presidente, di spostarlo quel rigassificatore, da quello che capisco? Io dico semplicemente questo, se il tema che è stato legittimamente posto dal Ministro Clini, in virtù della richiesta dell'autorità portuale di rivedere il progetto, proprio perché il progetto attualmente presentato rischia di compromettere lo sviluppo del porto, io penso che il porto debba avere la priorità. E lo stesso problema, apro questo dibattito, direttore del Piccolo, perché è molto importante, lei ha un quotidiano importante che compro ogni giorno, le faccio i complimenti perché lei è bravo, veniva anche un po' da Mestre, da Venezia, ma apra questo dibattito perché è lo stesso dibattito che esiste a Capodistria, cioè se mettiamo un rigassificatore il porto ne viene a soffrire. Vi ho fatto vedere prima delle slide di Capodistria dove è l'espansione del porto e vediamo che se viene messo un rigassificatore bisogna fare una scelta, o il rigassificatore o lo sviluppo. Non è che bisogna fare una scelta, vede, questi sono momenti per tutta la comunità nazionale di fare scelte significative, di avere il coraggio di affrontare i problemi per quello che sono. Allora, quando vediamo un comitato che si muove in una frazione di Udine perché non vogliono l'antenna per il ripetitore della Vodafone o del vediamo, non vogliamo le onde elettromagnetiche
e dietro quelle mamme che protestano, vediamo il bambino col cellulare in mano, c'è una certa contraddizione. Allora, se vogliamo creare un futuro alla nostra comunità, bisogna trovare un equilibrio tra questo. Certamente, qui lo dico senza tema di smentita, se la scelta è tra il porto e il rigassificatore, se è vero, e mi pare che elementi a questo punto devono essere portati, ma mi pare che ci siano, che il rigassificatore mette in discussione il futuro del porto, beh, questo non è evidentemente accettabile da parte E quindi auspico che il piccolo apra anche un versante transfrontaliero di questa opinione, che anche gli ambientalisti triestini abbiano a cuore. Ci sono gli amici della terra che sono molto bravi, ad esempio a Capodistria c'è stata posizione anche del WWF, anche di Green Action a Trieste, di Alpe Adria Green, ci sono degli ambientalisti che si stanno muovendo, ma io auspico che i grandi media, ho cominciato io con La Piazza, facciano un discorso di alto livello e di alto profilo. Vogliamo potenziare il porto di Capodistria a discapito di quello di Trieste, vogliamo che i porti crescano entrambi, Trieste e Capodistria, vogliamo che lasciamo agli sloveni di fare i rigassificatori di là e quindi a 5 miglia poi di fatto tutte le perplessità ricadrebbero su Trieste comunque e l'IVA andrebbe alla Slovenia, o permettiamo 2 rigassificatori? Insomma, queste sono le discussioni che vorrei vedere aprire dai colleghi della stampa del Friuli Venezia Giulia e dai presidenti, perché Presidente Tondo, io ho fatto tante iniziative con lei sull'Euroregione, siamo andati in Carizia, siamo venuti dappertutto, siamo andati anche nel Montenegro insieme. È importante che cominciamo a fare la politica vera, che non possiamo solo vedere, come giustamente ha detto lei, diciamo, il rione, la frazione senza vedere Ma guardi, le faccio un esempio. Ieri ho presieduto proprio in Piazza Unità d'Italia, accompagnato dal mio assessore alla pubblica istruzione Molinaro, un progetto che, per banalizzarlo, potrei definirlo l'Erasmus dell'Adriatico, che è un progetto che abbiamo sostenuto e finanziato assieme alle Marche, assieme al Montenegro, assieme alla Croazia, assieme alla Bosnia e Erzegovina, assieme alla Slovenia, un progetto che riguarda la necessità di mettere i nostri sistemi scolastici assieme, proprio perché abbiamo bisogno che i figli, i nostri ragazzi, i nostri studenti delle scuole secondarie superiori, delle scuole d'eccellenza, come ricordava la compagna prima, ragionino insieme e facciano comunità. Questo è un progetto ovviamente che riguarda la scuola, gli istituti secondari, ma se noi pensiamo a tutti i traffici che oggi passano dal Grande Oriente all'esterno di Gibilterra per essere scaricati su Rotterdam e su Anversa, c'è posto per tutti. Cioè voglio dire, il porto di Trieste, il porto di Ravenna, il porto di Trieste, il porto di Ravenna, il porto di Venezia, il porto di Capodistria, il porto di Fiume, c'è lavoro per tutti e soprattutto dobbiamo creare le condizioni perché dal canale di Suez si venga a scaricare qui e creare le condizioni che poi da qui si possa collegarsi col nord e l'est dell'Europa. E in questo abbiamo fatto un lavoro straordinario. Io, il Presidente Zaia, il Presidente Dolfler e anche il Presidente Rani dell'Emilia Romagna, battendoci a livello europeo per il corridoio Adriatico-Baltico, perché sappiamo che se noi riusciamo a portare in futuro maggiori merci sui porti dell'Alto Adriatico, dovremmo rafforzare i collegamenti col nord e l'est dell'Europa. Grazie Presidente, l'Euroregione Adriatica è un progetto molto importante, io prenderei la regia di mettere in onda ancora quella slide sul nostro Adriatico. Ecco, vediamo l'Adriatico dal punto di vista dei terminal gasieri. Abbiamo a Porto Tolle il cerchietto verde, la LNG che ha fatto quella volta Galan col governo Prodi, e poi abbiamo i potenziali siti dove sono interessati, compresa l'isola di Veglia, di eventuali altri siti gasieri. Ma questo corridoio che vedete, questo grande lago che sono le due sponde dell'Adriatico, per le quali ho fatto anche un documentario interessantissimo che proietterò, ho intervistato anche il Presidente delle Repubbliche della Slovenia e della Croazia, c'era anche il Presidente Napolitano, è un argomento interessantissimo quello che ha sostenuto Tondo, perché il futuro viene proprio su questo grande lago che è il mare Adriatico, Presidente. Da lì costruiremo la futura regione Friuli Venezia Giulia e il futuro Veneto,
perché sono terminal importantissimi per l'economia. Ma pensiamo ad esempio a una cosa che oggi in Friuli Venezia Giulia è vissuta come un elemento di criticità perché lo è tale. La zona industriale di Manzano, il triangolo della Sedia, capannoni vuoti, molti capannoni vuoti, tant'è che io venerdì prossimo farò la convention in cui lancerò nella mia regione il progetto Tondo per il prossimo Friuli, per il prossimo anno, per la prossima legislatura. Lo farò venerdì alle 18:30, anzi se volete venire sarete ben accetti, lancerò il mio progetto e lo faccio simbolicamente a Manzano, perché Manzano è un simbolo della deindustrializzazione del Friuli Venezia Giulia, ma in sostanza dell'Italia, cioè un centro che dava migliaia di posti di lavoro nelle sedie che oggi è in difficoltà. Ecco, ho fatto questo esempio per dire che quella sede potrebbe diventare, oltre che un lancio di un progetto politico importante, però pensiamo un momento al fatto che i porti del nord Adriatico possano diventare un motore di sviluppo. Tutti quei capannoni non potrebbero in futuro diventare una piattaforma logistica che smista nei confronti del resto dell'Europa? È così che dobbiamo pensare alla grande, perché diversamente non riusciamo a proiettare le nostre aziende verso quei mercati di cui abbiamo parlato. Io lancio la pubblicità e prego la regia di preparare l'intervista che ho fatto a Salvatore Benigno, sindaco di Latisana, perché sappiamo che quel comparto della laguna di Grado e di Marano richiede interventi importanti per il turismo, per la nautica, per le aziende, per tanti lavoratori e soprattutto richiede un intervento forte del Presidente Tondo prima di chiudere il suo mandato, immediato, per sbloccare uno dei poli turistici più importanti, anzi il più importante del Friuli Venezia Giulia e uno dei poli nautici più importanti d'Europa, Lignano, Sabbiadoro, Aprilia Marittima, Marano Lagunare e Grado. Pubblicità. Salvatore Benigno, sindaco di Latisana. Dopo i rigassificatori di Trieste e di Capodistria parliamo dell'altra importante iniziativa che riguarda tutta la laguna di Grado e Marano e i dragaggi di Aprilia Marittima e Lignano. Siamo qui con il sindaco di Latisana, Salvatore Benigno. Qual è la situazione, sindaco? Ma è una situazione che ci vede fortemente preoccupati perché è un indotto di 2.500 posti barca, abbiamo svariati milioni di euro di fatturato e quindi può essere anche un problema sociale. Finalmente abbiamo avuto un punto importante, cioè l'ARPA ha dichiarato che la laguna non è inquinata. Quindi da questo punto di vista sono fiducioso che il Presidente possa intervenire con le competenze regionali e risolvere la problematica che per noi è vitale e quindi arrivare a poter effettuare lo sversamento dei fanghi così non inquinati o nelle stesse barene o in mare, visto l'importanza che ormai la prossima stagione estiva che è alle porte per noi è di vitale importanza. Ma il Presidente è una persona concreta, per cui sono assolutamente fiducioso che saprà far fronte a questa emergenza. Il passaggio fondamentale è stato fatto anche con la nomina da parte del Ministero del direttore dell'ambiente quale commissario. Sapevamo che le difficoltà in materia ambientale sono importanti e quindi magari è difficile spiegare agli imprenditori i tempi che si allungano, ma proprio questo passaggio, soprattutto la disputa, diciamo, la fine della querela che c'è stata sul fatto che la laguna sia o meno inquinata, questo può essere un passaggio fondamentale. Presidente Tondo, tra l'altro anche il sindaco di Marano Lagunare, Mario Cepile, mi ha telefonato prima di andare in onda e la pregano veramente di risolvere questo problema prima della fine della legislatura, se possibile immediatamente tramite un suo importante sollecito. Ma il sindaco di Latisana è una persona di ottime qualità e quindi capisce e sa quali sono stati i problemi, difatti li ha elencati, che non sono stati problemi di volontà politica. Ci mancherebbe che il Presidente della Regione non abbia tutto l'interesse a disinquinare la laguna e a favorire l'attività economica come quella della nautica, che lei ne sa qualche cosa, è un'attività economica importante, perché tornando al discorso che abbiamo fatto poc'anzi, si collega con l'export. Qui abbiamo non solo molti cittadini friulani, veneti, giuliani, abbiamo anche
molti cittadini del resto del paese e soprattutto molti cittadini che vengono anche da fuori, tedeschi, slovacchi, cechi, polacchi, eccetera, che lavorano qui. Di 5-6 mila posti barca, capisci? Allora noi siamo rimasti in difficoltà perché questa è stata una partita complessa, che nasce da lontano. Ricordo che il primo commissariamento venne fatto quando ero Presidente della Regione la prima volta, quindi parliamo 2001-2003, ed era un problema che riguardava appunto la esatta definizione del perimetro. Ci fu un SIN, sito inquinato nazionale, che era troppo vasto. Questo è il passato, e che aveva messo... Sì. Questo, lei non c'entrava con quella gestione, adesso c'entra lei. Appunto, a me interessa dire che un percorso di 10 anni si sta concludendo perché, come diceva il sindaco, prima è stata fatta una certificazione sulla qualità dell'inquinamento che non c'è. Secondo, abbiamo ottenuto anche qui, come sulla terza corsia, di cui oggi non abbiamo parlato, ma vale la pena di fare un passaggio, certo. Abbiamo ottenuto il commissariamento e il commissario è stato nominato il direttore dell'ambiente. L'ho sentito proprio stamattina perché, conoscendo un certo Gandhi, sapevo che questa domanda me l'avrebbe giustamente fatta, e oggi sono qui in grado di dire che io conto entro aprile di poter partire con la gara d'appalto per il disinquinamento della laguna per la prossima stagione. Quindi lei può assicurare le categorie economiche che ci stanno sentendo in questo momento, le numerose categorie economiche, che ad aprile i lavori potranno partire? Io mi sento di dirlo perché allora, mi hanno insegnato a promettere ciò che sono sicuro di mantenere, e ciò che sono sicuro di mantenere è ciò che in tasca io, ciò che non dipende solamente da me. In questo caso non dipende solamente da me, però le assicuro che il dottor Petris, che è il direttore dell'ambiente e commissario, è impegnato a pancia a terra, come si dice questa cosa. Io conto di far partire la gara d'appalto entro aprile. Presidente, lei sa come mi stanno a cuore le grandi opere che ho sempre seguito anche per l'assessore Chisso qui della Regione Veneto. Le grandi opere vedono molto spesso anche la mia presenza. A che punto sono i lavori delle grandi infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia? Ma guardi, la grande infrastruttura è la terza corsia. Esatto. Se pensiamo che Giancarlo Galan e Renato Chisso hanno legato anche la propria visibilità complessiva, oltre a tantissime cose che hanno fatto. Però io credo che fra 200 anni, quando si parlerà di Galan, si dirà quello che ha fatto il Passante di Mestre, perché il Passante di Mestre è stata un'opera che rimarrà nella storia, no? Perché ha sbloccato, ha disimbottigliato un pezzo d'Italia. Io un po' più umilmente mi accontento di essere quello che ha fatto la terza corsia. La terza corsia, tanto per dire ai nostri cittadini cosa parliamo, è quel pezzo di autostrada in cui ogni estate si formano 30 chilometri di fila di macchine con incidenti, con morti, con situazioni di gran difficoltà, perché il traffico sostanzialmente viene imbottigliato soprattutto sul tagliamento, dove le corsie sono due senza neanche la corsia di emergenza. Noi abbiamo scelto una strada all'inizio di questa legislatura, una strada molto semplice. Ne avevamo due di fronte a noi. Una era continuare a dire a Roma: cari signori, guardate che la terza corsia è una partita di carattere nazionale, bisogna risolverla. La seconda era di rimboccarci le maniche, come fanno i friulani, e cominciare a risolvere il problema da soli, nella consapevolezza che da Roma, in un momento di grande crisi, non ci sarebbero state risorse. Abbiamo ottenuto dal governo Berlusconi all'epoca, io e Galan, che fosse nominato il commissario nella persona che vi sta parlando ora. Ricordo che Riccardo Illi e Galan, la scorta precedente, non erano riusciti a ottenerla. Abbiamo nominato il commissario. Renzo Tondo, Presidente della Regione, ha fatto il commissario gratuitamente, ci tengo a dirlo, in un momento in cui la casta è sotto attacco continuamente, rinunciando a un compenso di 300.000 euro, l'ho fatto gratuitamente, e oggi siamo partiti con circa 800 milioni di lavori su 2 miliardi complessivi, che riguardano da un lato la Villesse Gorizia, dall'altro la Quarto d'Altino San Donà. Chiunque venga qui oggi passerà attraverso la Quarto d'Altino San Donà e si accorgerà che c'è un gigantesco Quindi il prossimo mandato è la continuazione di questi lavori? È completare quest'opera per fare in modo che dal Passante di Mestre fino ai confini, con Tarvisio da un lato e con Trieste e con la grande viabilità triestina dall'altro, ci sia finalmente un'autostrada degna dell'Italia, degna del nostro Paese. E questa è una cosa che il Friuli Venezia Giulia in particolare fa al servizio del Paese,
fa il servizio delle proprie imprese, fa il servizio di tutti i nostri cittadini, con la responsabilità che ci viene riconosciuta. Cioè, come facevo prima, ad esempio, ci siamo rimboccati le maniche e l'abbiamo fatto noi, con le nostre risorse, con i nostri progetti, con le nostre imprese anche in questo caso, che sono riuscite a trovare lavoro e a dare lavoro ai cittadini del Nord-Est. Le imprese aspettano questi lavori, Presidente, perché bisogna rilanciare l'economia. Ma dopo la pubblicità sentiamo l'assessore Finozzi del Veneto, che parla dell'esperienza anche di questa regione insieme al Friuli Venezia Giulia, ma dopo volevo che lei, l'ultima parte di questa puntata, la dedicasse alla sanità e agli stili di vita, cioè a come possiamo reperire risorse nella prossima legislatura, nel caso fosse riconfermato, per dare un aiuto, un sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno. Pubblicità. Marino Finozzi. Siamo con l'assessore regionale Marino Finozzi. Assessore, benvenuto, è una iniziativa molto importante, a noi il Veneto sta particolarmente a cuore perché è una grande locomotiva. Certamente, oggi si è parlato di una sinergia tra Finest e ICE, che sono due organismi molto importanti per le nostre imprese. Ormai è consolidato il fatto che le nostre imprese lavorano quasi esclusivamente verso l'estero, il mercato domestico purtroppo non assorbe più nulla. Quindi riuscire a dare un servizio alle nostre imprese perché siano in grado di capire quali sono le regole per conquistare nuovi mercati credo sia fondamentale. Poi non dobbiamo fare confusione tra quello che è l'internazionalizzazione, quindi conquista nuovi mercati, e la delocalizzazione, spostare il lavoro da un'altra parte. Sono due cose distinte, sono due cose diverse e credo che dobbiamo combattere la delocalizzazione per mantenere qui il lavoro e aiutare le imprese a trovare nuovi mercati dove poter continuare a crescere. Ecco, Presidente Tondo, l'ultima parte di questa puntata, aiutare le imprese, il lavoro, gli operai, e il welfare e soprattutto qui la sanità, ma gli stili di vita. Lascio a lei la parola su come vorrebbe riorchestrare nel prossimo mandato eventuale questi temi. Io ho avuto nella mia esperienza politica anche la soddisfazione di fare l'assessore alla sanità. Anzi, ricordo che iniziai la mia carriera a Tolmezzo con l'assessorato ai servizi sociali, quindi a contatto con le esigenze vere della nostra comunità, che sono innanzitutto la salute, i servizi, gli anziani hanno bisogno di attenzione. Sentivo proprio ieri sui media nazionali che una delle preoccupazioni maggiori dei nostri anziani non è la quantità di risorse della pensione, che certamente si spera di avere un po' di più, quanto l'insicurezza rispetto all'età pensionabile di non poter avere risorse sufficienti per garantirsi una vita dignitosa, perché viviamo tutti di più. Allora, rispetto a questo c'è un concetto che dobbiamo però far proprio tutti, e quando dico tutti parlo dei nostri governanti, di chi vi parla, ma parlo anche dei nostri cittadini. Noi dobbiamo trasferire maggiori risorse dall'ospedale al territorio. Dobbiamo fare un sistema ospedaliero che sia di qualità nei servizi, che sia di certezze per gli acuti, ma che abbia più risorse per i cronici. In poche parole, noi avremo, invecchiando tutti e vivendo molto di più, maggiori esigenze per la cronicità. In poche parole, nelle vallate della mia Carnia, piuttosto che delle valli dell'Altisone o della montagna pordenonese, parlo della mia regione, ci sarà necessità di dare servizi agli anziani che vivono nel paesino, i servizi infermieristici, le piaghe da decubito, l'assistenza, eccetera. Queste risorse non sono infinite e vanno recuperate spendendo meglio all'interno del sistema sanitario, eliminando i doppioni, compattando i servizi. Non potremo permetterci di avere tutti i punti nascita che ci sono, non potremo permetterci di avere tutte le otorino, le ringole primari che ci sono, non potremo avere tutto questo, ma non perché dobbiamo eliminare i servizi, perché dobbiamo liberare risorse per dare risposte sul territorio. Perché forse avere qualche infermiere in più che percorre con la sua Panda le vallate della nostra regione per andare ad assistere gli anziani che sono a casa, che costano di meno rispetto all'allettamento in ospedale, è una trasformazione da fare. Io credo che quando il governo Monti, in questo caso spende una parola a favore del lavoro che si vuole fare,
parla di riduzione dei posti letto, parla di recupero di risorse, almeno noi lo interpreteremo così, perché voglio anche aggiungere un'ultima cosa. La Regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia che gestisce in proprio il sistema sanitario regionale. Il nostro sistema sanitario non corre a Roma a chiedere risorse. Ai cittadini del Veneto voglio dirlo, perché quando si legge che tante volte il Friuli Venezia Giulia ha più risorse del Veneto in proporzione, vorrei anche ricordare che il Friuli Venezia Giulia gestisce in proprio la sanità, gestisce in proprio gli enti locali, gestisce in proprio il trasporto pubblico che si muove sul territorio. Queste tre spese sono l'85% del bilancio regionale, quindi quando hai l'85% che gesti in proprio è chiaro che devi avere più risorse. Ecco, noi gestiamo il servizio sanitario in proprio e quindi abbiamo necessità, a mio avviso, di indirizzare la riforma del sistema, ed è per questo che appena approvato in Consiglio regionale una riduzione delle aziende sanitarie, proprio per liberare le risorse per il territorio. Ecco. Nessun euro deve andare sprecato. Presidente, questa è la frase il sostegno a chi perde il lavoro a 50-55 anni e magari aspetta la pensione. Noi abbiamo messo in moto una serie di misure su cui possiamo fare un'intera trasmissione, sui lavori socialmente utili, sui contratti di solidarietà. Addirittura ci siamo inventati, credo che siamo stata l'unica regione in Italia, ci siamo inventati i voucher. Abbiamo fatto lavorare nei comuni della montagna centinaia di cittadini per una stagione con i voucher che poi la Fornero ha tolto. Secondo me una cappella colossale, perché i voucher erano sostanzialmente un elemento di rafforzamento di questa solidarietà lavorativa, esatto. Cioè consentire alla gente di raccogliere almeno un pezzo di risorse di stipendio andando a lavorare, perché credo che nessuno voglia sentirsi non utile, nessuno vuole stare a casa a aspettare l'integrazione senza far niente. Tutti o la gran parte dei cittadini hanno un senso etico rispetto al lavoro. Noi dobbiamo consentire di fare lavori per la comunità essendo pagati almeno in parte significativa per quello che fanno. Quindi le risorse... La riforma Fornero ci ha impedito di fare questo. Fornero ha fatto dei grossi errori, ma anche il mondo artigiano lo sa, la riforma del lavoro, il massacro delle pensioni. Si pensava di rendere più elastico l'ingresso, per me è una grande delusione quel ministro. Ma lo dico un'opinione, con tutto il rispetto, signor ministro, professoressa universitaria, ma sicuramente è brava la professoressa Compagno, non tutti poi accademici. Lasciamo perdere, perché mandare a lavorare la gente 43, 44, 45 anni, Presidente Tondo, senza speranza, poi se perde il lavoro, io credo che, come giustamente ha detto lei, concentrerà molta attenzione a questo Certo, non problema. siamo riusciti a rispondere a tutti, non abbiamo la bacchetta magica, però il fatto che in Friuli Venezia Giulia abbiamo un tasso di disoccupazione più basso, abbondantemente più basso, attorno all'8% rispetto alla media nazionale, questo evidentemente conferma che alcune scelte sono state giuste. Certamente la crisi c'è, diremmo sciocchezze se dicessimo ai nostri cittadini che siamo in grado di risolvere tutti i loro problemi, però devo dire che nella mia regione sono messi in atto degli strumenti, pensi che siamo stati la prima regione a fare gli ammortizzatori in deroga, che significa sostanzialmente intervenire con la cassa integrazione anche per le parti più marginali dei contratti di lavoro, non solo per le fabbriche. Rimane il grande problema dei giovani, sui quali bisogna tornare da un lato a riscoprire anche mestieri che non facevamo più e dall'altro a puntare molto sull'innovazione e sulla ricerca tecnica. Presidente Tondo, vi ringrazio, la prossima puntata continua con l'approfondimento delle problematiche del nostro territorio. Io ringrazio il Presidente Renzo Tondo perché ha dato delle delucidazioni al nord-est sulle politiche del Friuli Venezia Giulia, su quanto lui intenderà fare nel caso in cui sarà rieletto Presidente del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, Grazie a voi e Presidente. buona serata. Buonasera, arrivederci.